è un settore, non è un grande settore il riso francese come il riso italiano, è un piccolo settore ma che è molto concentrato o con molta qualità, quindi è un settore che è strategico soprattutto per una regione del sud della Francia che si chiama la Camargue, e quindi è un settore che sempre ha promuovuto la qualità, la difesa dell'ambiente, e quindi è un settore notevole in questo senso. La cooperazione nel settore agricolo tra la Francia e l'Italia è una cooperazione molto importante, perché abbiamo le stesse preoccupazioni per quanto la riforma della PAC, ad esempio, per quanto riguarda il bilancio della PAC, e sarà un po' la stessa cosa per quanto riguarda il riso, e per questo è una bella idea di formare questo gruppo con gli 8 paesi produttori della UE per lavorare insieme e trovare soluzioni alle preoccupazioni dei nostri settori.